Ciao ragazzi, oggi qui a Faedo, in Trentino, voglio farvi conoscere un luogo in cui la passione per il vino porta con sé da un lato la forza delle tradizioni e dall'altro la capacità e la voglia di innovare, tradizione e innovazione, opportunamente e intelligentemente dosati in funzione delle lavorazioni che vengono fatte. In cantina si stanno svolgendo le ultime fermentazioni. Le ultime uve raccolte, Cabernet Merlot, stanno fermentando. Le abbiamo diraspate, le abbiamo fermentate, stanno fermentando e giornalmente, 2-3 volte al giorno, facciamo le follature. Praticamente attraverso un sistema pneumatico abbassiamo il cappello all'interno del vino. Perché? Questo per avere la massima estrazione di colore, tannini, tutto quello che serve per fare un grande rosso, la struttura, quello che poi andremo a invecchiare in legno e sarà poi nel bicchiere dopo 2, 3, 4 anni. Quando praticamente andiamo a diraspare l'uva fa una macerazione a freddo prima di partire la fermentazione. In quel momento un altro progetto abbastanza originale prevede l'aggiunta di vinaccioli delle nostre uve che abbiamo raccolto e isolato l'anno prima. Una cosa un po' complessa. Praticamente dei vinaccioli che noi andiamo a mettere nella macerazione a freddo prima della fermentazione per avere questo effetto di fissaggio colore. Dalla buccia esce l'antociano, il colore, dal vinacciolo esce il tannino, proantocianidine. Questi polimerizzano, nasce una molecola molto stabile e noi abbiamo un colore, una vitalità del vino unica. Finita la fermentazione si svina, si toglie il vino e le vinacce manualmente finiranno in un torchio, in una gabbia di una pressa idraulica storica, tradizionale, antica quasi, e lì sarà praticamente estratto il succo, il pressato dalle vinacce. Nel nostro caso questo pressato è un migliorativo del vino, non è il classico vino di pressa che normalmente viene quasi buttato. Nel nostro caso, visto che non abbiamo mai violentato la buccia, mai nella diraspatura, nel trasporto, andiamo a recuperare un prodotto che è migliorativo per il vino stesso. Pensa Stefano che questa vecchia pressa acquistata 40 anni fa ha funzionato fino al 2017, perfetta. Piena vendemmia 2017, non va più la pressa, eravamo disperati, come se avessimo perso un figlio quasi. Riesco a recuperare una persona anziana che aveva praticamente contribuito alla costruzione di questo torchio e riesco a trovare Giuseppe Pozzato, una persona di 89 anni circa, che da apprendista a 14 anni, aveva contribuito a costruire la pressa. Arriva in casa di una certa età, seduto su una sedia, dà gli ordini a mio figlio, chiave numero 13, cambia il bullone, metti la guarnizione. Fantastico, bello. Abbiamo messo a posto il torchio. Una cosa che mi ha colpito subito del mondo di Mario sono i gesti. Questi gesti tutti studiati con la velocità o la lentezza giusta, con le cadenze che sono tramandate da insegnamenti che sono arrivati dal passato. Questi gesti sono lo specchio di una sensibilità importante che poi si riversa nella passione per il vino e nulla viene fatto a caso. A volte costi quel che costi ed è ciò che ti spinge a non accontentarti mai, a continuare a elaborare 1000 soluzioni per arrivare alla qualità migliore possibile e che soprattutto rispecchi quello che tu vuoi che sia. Ed è lì che nascono i sacrifici, è lì che nasce la fatica, ma è anche da lì che arrivano i risultati, quelli veri. Cosa vuol dire, Mario, rispettare l'uva e l'integrità dell'acino in particolare? Perché questo voi fate.
L'uva non viene né pigiata né pompata, nessuna parte meccanica andrà a contatto dell'acino, l'acino viene solo sgranellato dal raspo. A questo punto, per gravità, attraverso un muletto, si spostano gli acini all'interno di una tina di fermentazione in legno o una tina di acciaio in base alla tipologia di vino. Nel caso specifico dell'ultima uva trasformata è tina di legno. Perché? Perché è il vino migliore dell'azienda. Mario è innanzitutto un amico, ma prima ancora è un profondo innovatore. È uno che non ha mai avuto paura di mettersi in discussione e di elaborare delle soluzioni migliorative del processo di realizzazione del vino. Potrei star qui veramente delle ore per raccontarvi tutti gli aneddoti che mi ha sviscerato camminando con lui in cantina. Ve ne cito alcuni, per esempio un impiego estremamente intelligente e accurato di azoto ed anidride carbonica per preservare la naturalità della materia prima, quindi dell'uva, per preservare le sostanze organolettiche e polifenoliche. E poi ancora, per esempio, il remouage delle barrique, ovvero una rotazione periodica di 180 gradi di queste botti, per permettere così che i lieviti continuino a rimanere in circolo e non si depositano soltanto in un'unica parte della barrica. In questi 46 anni ne abbiamo fatte un po' di tutti i colori in realtà, per cui prodotti nuovi, vini nuovi, ma soprattutto anche tecnologia, usando la testa e non la chimica. Questo è un po' il mio slogan, cercare di evitare quello che è un po' la biotecnologia, l'aggiunta di additivi e compagnia bella, e invece di lavorare con la natura. Va sostituita l'aria perché c'è l'ossigeno, usiamo l'azoto, ma è sempre un componente dell'aria. Possiamo in questa maniera lavorare senza antiossidanti, la famosa solforosa, l'acido ascorbico, il glutatione, i tannini, c'è tutto questo mondo che va tutto bene, c'è tutto legale, tutto conforme, però io vorrei fare il vino con l'uva e basta. Questo è un po' il sogno e in realtà con il progetto Zero Infinito finalmente ci siamo arrivati. Abbiamo impiegato diversi anni. Ma non è tutto, perché poi a un certo punto ecco che riaffiora l'antico insegnamento contadino, secondo il quale non si butta via niente, e non solo del maiale. Perché una volta realizzata la pigiatura e la torchiatura, si passa alla distillazione, perché le vinacce così spremute vengono poi utilizzate per produrre grappa, una delle più buone del Trentino, con tutto il procedimento classico, con gli alambicchi e tutto quello che occorre. E le vinacce esauste, una volta concluso questo ciclo di estrazione diretta, vengono messe a compostare per un paio d'anni, dopodiché potranno essere utilizzate per alimentare i terreni in cui sono coltivati i vigneti. Quindi è un ricircolo, il frutto che torna alla terra. Ma nemmeno nella distillazione il buon Mario è stato fermo, perché ha apportato un piccolo accorgimento veramente interessante, in cui entra in campo, pensate un po', la pietra. Sicuramente un impianto progettato da noi con qualche idea anche originale, forse la più importante, è legata all'utilizzo del marmo di Carrara, praticamente dei sassolini bianchi che servono da filtro chimico. Durante la fermentazione della vinaccia, dell'uva, del vino si creano dei solfiti per colpa dei lieviti. Questi solfiti sono molto problematici, soprattutto in distilleria, perché il solfito vuol dire acido solforoso, vuol dire corrosione dell'impianto, vuol dire soprattutto corrosione delle saldature dell'impianto. E le saldature sono fatte con delle leghe, piombo, stagno, rame, zinco, che poi vanno ad essere sciolte nella grappa e ci troviamo il distillato con dei metalli pesanti. E per evitare questo, attraverso la filtrazione del marmo di Carrara, carbonato di calcio che si trasforma in solfato di calcio, riusciamo a bloccare solfiti e di conseguenza a non avere metalli pesanti nelle nostre grappe. Quest'idea l'abbiamo sviluppata ormai quasi 30 anni fa. Oggi arrivano dalla Germania, dalla Francia, da Cognac, per capire cosa succede a Faedo, che con una semplice stupidaggine riescono a risolvere il problema dei metalli pesanti. L'impianto ha quasi 30 anni, però c'è un attrezzo all'interno che ne ha più di 100, è del fine 800, è il misuratore della grappa, praticamente è ancora un regalo dell'impero austro-ungarico, lasciato sul territorio dopo la guerra e viene utilizzato ancora oggi, è proprietà dello Stato, non è nostro, che ci permette di misurare praticamente questo contatore, i litri prodotti. L'è il busiadro, si dice,
praticamente quello che stabilisse quello che è stato prodotto durante l'anno. Cosa vuol dire essere diversi? Ma forse questa fa parte un po' del ragionamento di prima. Se vuoi sognare devi avere dei sogni originali, cioè fare il sogno che sognano tutti, forse diventa un po' banale anche la vita. E questi sogni vengono capiti poi, perché quello conta alla fine. Non sempre. Si soffre per questo. A volte sì. E come se ne esce? Con un altro progetto che magari è un grande successo.